Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Ben ritrovati a Brescia in tavola, oggi vi raccontiamo lo spezzatino di manzo. Gli ingredienti per 4 persone o anche un po' di più, perché insomma diciamo 1 chilo di carne di manzo per lo spezzatino, forse un po' troppo, ma almeno si può consumare magari nei giorni successivi. 2 carote, 2 coste di sedano, 1 cipolla, 1 bicchiere di olio extravergine di oliva, 2 bicchieri di vino, un po' di brodo, sale e aromi. Dai che partiamo! Bravissimo, Dai che parton con la nostra ricetta. Parton col biroccio. No, con il biroccio, con la biroccio, perché biroccio. No, e dopo questo, va salute. Fine. Ma che bontà! Ma che bontà! Senta, ma un po' di dialetto bresciano, qualcosa da... Pensa che io ho imparato il dialetto a 15 anni, perché prima mia madre era veronese, parlava solamente in veronese. Ah, beh, certo. Zero. È il biroccio. Cos'è sto biroccio? Biroccio, il carrettino. Lo sa! Ha girato il mondo, ma ricorda che il biroccio è il Cosa ho carrettino. vinto? Che ha vinto? Che ha vinto? Che deve vincere? Più bella, sta in Costa Azzurra, Cannes, sta Non so bene. se c'era qualche cosa da vincere qui. Che gli... Il biroccio, la carrozza in sostanza, la carrozzina con i cavalli, trainata dai cavalli. Tu avevi anche il biroccio, anche tu ci andavi col biroccio. Ma penso di esserci andato da bambino un paio di volte, perché allora io sono di periferia, sono di Fiumicello, Sognaro da Fiumesel, e lì effettivamente c'era qualcuno che aveva questo biroccio. Oh, che capite adesso cosa è il biroccio? Il calesse, il carrettino, ma tu non te ne eri buongiorno. andata, cioè fammi capire, chi ti eri aperto, perché sei tornata? Ma che fecchi senso del nome che lo Dai, spezzatino di manzo la ricetta! Allora, gonde fa rosolà, olio, col sedano, cipolle e carote, fa un rosolà, ben tagliata tutti i bei piccini, bei fi. Metto dentro la nostra carne Sì. e la fum, senza farlo scigato 80, sfemon be la fum rosolà, sfemon be col vi, ok? Che alzumo un attimino la fiamma e se l'evapora. La son sciga appena, poi quando mi tigo il brut, fino a squarciare giù la carne e il ciccio. Il ciccio, ok? il brut poi ne conosci. Squarcio giù con del coperchio, sbasson la nostra fiamma e la son che il sacchese. Ogni tanto do una controlladina che l'acqua la si è asciugata completamente, se no è un disastro. A cottura ultimata la carne la deve essere bello morbido, bello mulsina, mia secco. A posto. Quando te la vede che è bello mulsina e mia secca, vuol dire che il nostro spezzatino di manzo è perfetto. Ecco, vedete, poi lo dice lei che non è cuoca, quindi fidatevi, no? Ma... Vabbè, è andata così. Grazie, alla prossima, ciao! Ma che bontà! Le ricette e le puntate di Brescia in tavola sul sito internet bresciaintavola.com.